Buonasera a tutti ragazzi, diciamo che la prossima settimana partirà con il sole che la farà da padrone su gran parte dell'Italia, eccetto qualche rovescio su Triveneto e diciamo un po' di nebbia in pianura padana, ma ragazzi da giovedì 3 ottobre le cose cambiano davvero pesantemente. L'alta pressione dell'Azzorre presente sulla penisola iberica punterà il Regno Unito e salirà al Polo Nord, quindi in poco tempo dal Polo Nord scenderà aria fredda, quindi entrando dalla porta della Bora. Quindi diciamo è in arrivo ragazzi una vera ventata di irruzione polare con vortice di maltempo e fino a 10 gradi in meno. Quindi diciamo da giovedì 3 ottobre il tempo cambierà radicalmente. Diciamo che ci saranno forti rovesci e temporali sul Triveneto, sulle regioni adriatiche, Marche, Puglia e anche ci sarà grandine molto grossa, quindi massima attenzione. La neve tornerà a cadere sulle Alpi fino diciamo più o meno ai 1800 metri ragazzi. Non sono da escludere alcuni temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Roma. Diciamo con l'arrivo della Bora giustamente i valori termici potranno subire un tracollo, più o meno si prevede una decina di gradi. Diciamo che poi venerdì 4 ottobre la situazione meteo migliorerà su gran parte del paese grazie alla rapida espansione dell'alta pressione. Quindi diciamo ci aspetterà un nuovo weekend forse caratterizzato da tempo soleggiato, ma comunque bisogna ancora aspettare, non è detto, quindi in effetti giovedì sarà una brutta giornata, in effetti, quindi già da mercoledì sera e giovedì, diciamo massimo venerdì, ci sarà questa irruzione che arriverà direttamente dalla Scandinavia, quindi diciamo un vortice di maltempo, diciamo ragazzi. Quindi queste sono le previsioni per la prossima settimana. Se rimangono, diciamo così, le situazioni meteo, in effetti, se non ci sono capovolgimenti, quindi queste dovrebbero essere le previsioni. Non ci sta affidabilità al 100%, ma l'80% dovrebbe essere così. Quindi diciamo non siamo proprio precisi al 100%, però se le cose rimangono così e non ci sono cambiamenti davvero importanti, sarà così. Quindi ragazzi vi auguro buona serata e speriamo che incominci a piovere pure un poco perché oggi ha fatto un po' di acqua, però ragazzi già smesso. Ma è di nuovo nero, però non piove, quindi diciamo che proprio l'autunno non vuole proprio arrivare. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo dopo.